considerato che la poesia è la vita, no? Quella cosa così complicata, senza confini, e che aggiungere. Parlare della vita è complesso, provare a capire che cos'è la vita, per vedere di capirla, è ancora peggio. O forse è un tentativo che vale la pena. Abbiamo provato a fare un po' di cose. Non mi piaceva di studiare, non mi piaceva molto, perché non lo trovavo corrispondente alla vita. Non mi piaceva il lavoro, perché spesso il lavoro ti portava sempre un poco più lontano da quello che dentro ti spingeva a capire cos'è la vita anche nel lavoro. Insomma, non voglio annoiarvi perché durerei non so quanto, poi sono uno sbagato, sono un pigro. Sono stato un cattivo commerciante per capire tutti gli intrighi che il commercio fa, per non si sa quale cosa fare. Quando nacque questo libro con il suo padre, era un personaggio che era qui, interessante, Scarcia, sì, che grande, era docente di iraniano, mi sembra. che mi ha fatto capire che anche un professore può essere qualcosa di diverso da una professione in cui bisogna restituire delle cose che si immagazzinano e cercare di ritornarle a qualcuno che poi magari riuscirà a farne qualcosa in un modo però che sia un pochino più fresco, che penso io, non so le parole. Siccome si festeggia la poesia portoghese nella mia vita di piccolo editore, che non avrei dovuto fare l'editore. Quando lavoravo, ero un apprendista al Resto del Carlino, ma mi mandavano solo a vedere incidenti sulla strada, sulla via Emilia. Però c'era un critico d'arte che si chiamava Ruggeri, che mi diceva sempre: ma Carlino devi resistere, perché forse, no? Allora mi è venuta la voglia di scappare. Negli anni 63 ho fatto il militare e poi con Giovanni, che è qui, abbiamo vissuto dei momenti incredibili in uno studio piccolo, si chiamava lo studio Bentivoglio, dove alcuni poeti e alcuni, non so come ci possiamo chiamare, si incontravano, si raccontavano delle cose. Lì dentro forse, come oggi qui in una città come Venezia, che ha tante cose da raccontare, ma anche l'arte fa fatica a raccontare, non riesce più a raccontare. Paradossalmente in questi anni ha raccontato più l'architettura dell'arte. Cosa ne facciamo allora di queste cose che abitano? L'architettura è qualcosa che viene abitato,
che l'arte è qualcosa che è inabitabile. Insomma, non voglio orticare, la poesia alle volte fra poeti si caricava, si scontrava, e se tutto non finiva in una partita a briscola, magari saltava fuori qualcosa di forte ancora, abbastanza vicino alla poesia. Ma la poesia, tornando anche a quella mia voglia svagata di essere non vicino a tutto quello che diventava erudizione, perché ti spaventa, ti annienta, che cosa sei di fronte a tutto. E quando ero a Belfast immeritatamente, perché non ho i titoli, non li voglio neppure vedere, ma non era male. Il mio professore era indiano. Aveva tradotto Montale. Quando era arrivato lì aveva detto: ma chi è Montale? Anche per noi, forse, in quegli anni 60 Montale era qualcosa che apparteneva più al nostro presente. E qui comincia con la partita a carte, se vogliamo, o qualcosa che si chiama in un altro modo. Voglio ancora ricordare che a Belfast, che era una città terribile, ma straordinaria, già straordinaria, e prima che ricordavamo Capitano di lungo corso, pensate al Titanic che è nato nei cantieri di Belfast, eccetera, eccetera. Cioè ogni luogo contiene un altro luogo, ogni pensiero contiene un altro pensiero, ogni parola è fatta per diventare vuoto, perché ci sia qualcos'altro da riempire quel vuoto, quell'assenza che anche Giovanni prima ricordava, che la sua assenza si riferisce a qualcosa che non ci sono le parole, no? Anch'io sono vedovo non mi ricordo quanti anni, ma insomma sono qui e ci sono, e poi non bisogna parlare della propria vita. La propria vita è qualcosa che chissà quando potrà essere vissuta. Troviamo insieme tutti quanti, che siamo non sempre in numero sufficiente, ma sufficiente se il nostro passaparola ha forza, anche di fronte agli studenti, alle cose, alle persone che incontriamo, a quello che diceva prima qualcuno che uno psichiatra, no? Sì, Moreno Gaudenzi. Dove è andato? Eccolo là. No, che mi sembrava di aver visto quella specie di valigia che sembrano 4 mattoni sì, quella no? Quella di lì, Giampi da d'Andrea. dietro, quella lì. Per la strada, perché poi mi fermo. Ho chiesto dove, ecco. Vediamo di mettere insieme qualcosa che assomigli a qualcosa che possa portare la poesia, che è quel qualcosa che poi tutti da qualche parte in un qualche modo abbiamo, e possa diventare così, quella specie di castello che non esiste, perché ogni poeta è un castello vuoto, un castello che non c'è, che non ci può essere, e che se ci fosse non ha le torri, perché le torri non fanno la pace, visto che parliamo anche di pace. La torre è un luogo per guardare da dove viene il nemico e per colpirlo meglio. Come lo mettiamo?
non ci siamo lontani, perché se no, vabbè, lasciamo perdere, insomma. Io come mi dimenticavo a Belfast, non c'era Simo Sidney, il mio professore, traduttore di Montale, diceva: ma no, devi fare Philip Larkin che è famoso. Simo sei un contadino. Cacchio, scusatemi il linguaggio, per me era un contadino che aveva... Sono riuscito comunque sempre disubbidendo a fare 4-5 poesie 10 anni prima del suo nome, in una rivistina che continuo a fare, che non si trova da nessuna parte, gli abbonamenti sono in calo, le scuse sono tutte che oggi c'è l'artificiale, ormai è fatta, ma pensiamo soltanto che l'artificiale di che ora ha fatto, di tutto quello che gli cacciamo dentro, e lui lo simbiote in qualche modo, anche meglio di noi, perché ormai siamo tutti attaccati ai telefonini e più ne hanno niente. Vuoi leggerci? Quando sono tornato come editore, adesso che immediatamente così, dice che era intestata a mia moglie che sperava che io diventassi un impresario, ma insomma, impresario di cosa? Mi è capitato di fare un portoghese, Antonio Osorio, sicuramente le professoresse che sono ancora qui, no? Che non era molto conosciuto, no? Non dico delle bugie, è vero, no? Però mi sembrava proprio da buttare via, proprio perché non era conosciuto. Ma io non sono un genio strada della poesia e neanche della medicina. E dico, cacchio, facciamolo, no? Ecco. E qui il titolo tra l'altro è interessante, L'ignoranza della morte, perché per me, io so, adesso qui si può aprire un dibattito, non c'è niente di più ignorante del fatto che è ancora difficile da accettare. E poi che cosa ci porta? Dove ci porta? Non lo sappiamo, Dio. Ma insomma, lasciamo perdere. L'ignoranza della morte, magari se l'ho trovata da qualche parte. Beh, poi ho fatto una volta, parliamo a quello, e invece questo che è nato a Rio de Janeiro, li ho anche conosciuti tutti e due perché mi è sempre piaciuto fare delle persone che potevo incontrarle, toccarle, vedere com'erano e poi vedere se si riusciva ad andare un po' più dentro di come visivamente erano. E la mia pronuncia quello che è Reinaldo Valigno Valls, che non è male, no? Beh, Vuoi leggerci con una lui siamo poesia? anche riusciti Vuoi leggerci una sua poesia? Vuoi leggerci una sua poesia per... Ma io preferirei di no, perché sono uno smagato, poi se mi metto a leggere le poesie, siccome scrivo dei poemi, poi non sono capace di scrivere delle cose così che bisogna creare l'atmosfera. Una volta quando ci incontravamo, anche da un gruppo di poeti, anche qui, è morto che poco giusti che iniziavano, non era male. Io avevo fatto tanti libri. Quando ci incontravamo, era un'osteria che adesso è famosa, l'osteria della Zucca, hanno fatto 3 architetti. Andavamo lì, leggevamo un po' di poesie e si poteva mangiare. Ma poi adesso se non si prenota non ci ricevono neanche, no?
Era bellissimo, che sono venuti tutti, tanti sono morti. Voglio solo ricordare Beltrametti, Ario Straten, venivano da tante parti, attraverso la poesia, da incoscienti, perché erano... Ecco, adesso ho fatto questo Marrero, ma in Spagna. Invece voglio ricordare ancora un altro, perché mi interesso anche di poesia visiva, viste che le parole così sono. E finalmente ogni tanto, e quest'anno c'era la Greta Schold, lì anche alla Biennale, c'era anche perché poi perdo colpi, la Tommaso Binga, che era la moglie di Filiberto Menna, che era un grande, che era un medico, ma che come tanti medici da parte sua non ha fatto altro, perché forse è una ricetta che non è facile da risolvere il colmo. In fondo la medicina è diventato un mercato che vabbè, adesso siamo qui, io ne ho 84, non vi racconto quante me ne sono capitate, ma intanto sono qui. Io non ho conosciuto un nonno, ho conosciuto solo un nonno. Adesso non si crepa più Pignotti che e l'ignoranza della morte si è allontanata, no? Da un lato questo è vero, ma la poesia non ce l'ha fatta ancora di avere tutto